Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare alcuni casi, o almeno un caso in cui anni fa, più o meno 15 anni fa, ricevetti una richiesta da una signora che a sua volta si era fatto fare un lavoro magico da uno bravo operatore esoterico. Ma prima di iniziare questa, come si dice, micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, e chiaramente vi ricordo che a lunedì sera su Telegram alle 20:30 il The Garden Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, iniziamo questa micropillola col raccontare la storia. Insomma, mi contatta questa signora un po' disperata perché si era fatto fare un lavoro esoterico da un bravo, scusate, esoterista, e questo esoterista gli aveva fatto tornare una fiamma. Non era chiaramente l'anima gemella, ma era una fiamma, no? Allora fa la storia così: lui torna dopo che erano stati insieme più di 15 mesi ed avevano vissuto un bel periodo, diciamo, un periodo secondo lei, secondo questa signora, molto positivo. Torna e come si suol dire, il soggetto non è più come prima. Non è più come prima perché era scappato, era già un soggetto un po' particolare, no? Infatti il vostro Marietto lo aveva analizzato e aveva visto che non era proprio la sua anima gemella, anzi era classico tipo basso, molto materialista, economicamente potente, ma chiaramente un po' narcisista, e narcisista era ancora un termine per dire eleganti. Allora io gli ho detto a questa signora: ma signora, senta, ma non è che l'esoterista prima l'aveva avvisata che questo tipo non era proprio adeguato alle sue potenzialità, perché non a livello economico ma a livello animico eravate differenti? E questa signora mi dice: sì, certo, mi aveva avvisato, ma io gli voglio troppo bene, lo amo troppo, io di qua, io di qua, io di su, io di giù, io di là. Insomma, sembrava quasi che se non c'era questo tizio nella sua vita non poteva vivere. Al che chiaramente l'esoterista ha fatto il suo job, l'ha fatto bene, e dopo praticamente poco tempo il tipo l'aveva ricontattata, il soggetto l'aveva ricontattata via telefono ed erano usciti di nuovo ad avere un certo tipo di intimità, di rapporto. Solo che lui, quando è tornato, non aveva più quella cremina, quella vasellina, quella cera dei primi 15 mesi, anzi era totalmente un tipo, come si suol dire, diverso da quello che questa signora si era ricordato. Perché mi contatta me e dice: ma ha sbagliato qualcosa l'esoterista? E io gli dico: signora, non è che ha sbagliato qualcosa l'esoterista, ha sbagliato lei. Ha sbagliato lei, perché questo tizio a livello vibrazionale è proprio messo male, giù in cantina, in cantina, in cantina. Anzi, tutti quelli che si avvicinano a soggetti del genere vengono trascinati giù in cantina, e lui può accettare solamente tipi come lui. Tutto ciò che non è come lui cerca in un certo senso di spiallarlo, di asfaltarlo. E quindi lei è ancora fortunata se riesce a vedere che non è proprio quel tipo che per 15 mesi si è venduto in un determinato modo. Morale della favola: questa signora ha tentato ancora di cercare di modificare, ma la magia non può cambiare il carattere o i bovis di una persona. Cari miei, quando andate in alcuni video del tubo che vi dicono: io vi alzo le vibrazioni di qua, di là, io alzo, insomma sembra che abbiano il click, no? Sembra che siano lì col click idraulico, tipo i garagisti che alzano i bovis delle persone. Certo, lo può alzare magari per mezz'ora, un'ora, ma poi il corpo ritorna alla sua vibrazione karmica. Quindi se la persona, cioè voglio dire, a un coniglio, se gli metti nel fondoschiena una molla, non diventa un canguro, eh? Cioè una tartaruga non potrà mai diventare un'aquila, anche se ve lo promettono sul tubo. È impossibile, cari miei. Cioè, questo è per evitare di fare il disegnino ad alcune persone che magari vedono per la prima volta il Marietto. Quindi, cari miei, se voi vi fate fare un buon lavoro da un bravo esoterista e questo poi torna, però voi non dovete pensare che riesce anche a modificarvi il carattere o il karma. Cioè, il karma, cari miei, chiunque vi dice che vi taglia il karma e vi pulisce il karma, vi va a leggere il diario karmico, l'akashico di qua di là, sono tutte favole del topolino. Walt Disney neanche queste cose riusciva a scrivere, da gran che sono fantasiose. Il karma bisogna spiallarlo e farselo, nel senso bisogna viverlo. E quindi quando voi vi trovate nelle grinfie di uno di questi egoici, super logici, chiamate poi come volete, ogni predicatore li chiama in un suo modo, chi li chiama con i nomi dei fiori,
chi li chiama super solisti. Insomma, quando voi andate in queste, come si suol dire, braccia di questi personaggi che per 15 mesi magari vi regalano la collanina, il viaggio, magari perché economicamente non gli costa un granché fare queste sviolinate, e poi però dopo vi abbandona per un altro modello, perché capite, voi alla fine sareste come un modello e voi non cercate la vostra anima gemella, prima di tutto voi perdete tempo, e poi chiaramente quei tipi lì non hanno amore, non possono averlo perché sono destinati ad avere un karma che praticamente tramite la sofferenza gli spiegherà che cos'è l'amore. E oggi voi magari li vedete belli pimpanti, e in prossima vita magari li vedete messi un pochettino male e anche economicamente sdraiati per terra. Quindi cari amici, quando voi andate sempre da un esoterista, cercate di capire bene cosa vi dice. Chiaramente andate da un esoterista con le competenze professionali e un'anima adeguata, perché se mi andate a cercare l'esoterista che costa di meno e che pur di prendersi un lavoro, no, vi promette mare e monti, quello esoterista là che mi ha parlato la signora, no, gli aveva spiegato bene le cose, però ci sono alcuni che non hanno pietà, prendono i lavori come vengono, no? E poi nascono i pasticci. E poi vai in pasticceria a mettere a posto la stracciatella. Non funziona così, cari miei. Cioè, quando voi vi innamorate di una persona, dovete sempre stare attenti, prima di tutto che sia la vostra anima gemella, ma che abbia anche le potenzialità vibrazionali di essere come voi. Perché magari Giuda si è venduto per 30 denari, ma oggigiorno ci sono questi furbacchioni che magari vedono una bella preda, bella fisicamente e interiormente, e ne vogliono approfittare, però dopo la loro vibrazione, la loro anima vibrazionale non riesce a reggere e scappano a cercare qualcosa più adatto e più consono alle loro vibrazioni, e quindi voi siete sempre alla ricerca di questa cosa mancante che è stata una grazia di Dio che è scappata. Bene cari amici, il vostro Medietto ha finito qui, chiude questa pillola, vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare a Medietto Veneziano, e vi riesce a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!